Sono contento di essere qui questa sera. Di Barbarigo, evidentemente, come ci hanno ricordato i nostri splendidi studenti, anche molto bravi, parliamo di giovani, che dicono che i giovani sono nel cuore della Chiesa di Padova. No. Davanti che rappresenta un'epoca, ma insieme con lui ci sono 20, 40, 60, 100 persone o più che lavorano. Io in questo grazie che arriva alla mia persona voglio sicuramente accomunare tutti quelli che adesso lavorano, che hanno lavorato in questi anni in maniera non tradizionale, tanto che qualcuno mi ha detto ma cosa fate, eccetera, no? Ma ancora di più a tutto il programma del centenario. Questo ormai è il quarto evento, ma ce ne sono almeno due. l'11 maggio, festa finale per tutti quelli che non potevano esserci alla prima. 11 maggio, festa finale, vuol dire una bella celebrazione in cattedrale per dire grazie al Signore con il nostro vescovo Claudio.